Dovranno rispondere di epidemia colposa i titolari di un'affittacamera ad Abano Terme. Al ricevimento il padre del titolare senza mascherina è positivo. All'interno 4 ospiti senza Green Pass. Emergenza Covid a dilagare nel Veneto e la variante Omicron già al 100% a Padova e Verona, lo confermano i dati diffusi dall'Istituto Zooprofilattico. Aperta un'inchiesta sulla morte di Carlo Alberto Conte, il 12enne colto da malore dopo una gara podistica. Il cuore del giovane sarà esaminato nei laboratori di anatomia patologica dell'Università di Padova. Celebrazioni per il giorno della memoria in tutto il Veneto. A Venezia l'appuntamento principale al Ghetto. Zaia da Roma lancia un messaggio: evitare ogni forma di oblio. E nella giornata della memoria Enrico Vanzini, 99 anni, sopravvissuto al campo di concentramento di Dachau e ultimo Sonderkommando italiano in vita, racconta quei mesi terribili. 20 milioni a Treviso, 300 al Veneto, la vittoria del presidente ANCI e sindaco Mario Conte si concretizza in 5 progetti che cambieranno il volto della città. Influenza aviaria, spenti i focolai, ma i danni al settore sono pesantissimi, abbattuti milioni di capi tra Verona, Vicenza e Padova. L'appello al governo degli allevatori che ora scontano anche il caro bollette. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. I fatti di Abano Terme in primo piano per questa edizione regionale dei nostri telegiornali, con una storia davvero paradossale. È stato infatti denunciato per epidemia colposa il titolare di un'affittacamere di Abano Terme. Al ricevimento era al lavoro il padre, risultato positivo al virus. E non solo, prende le distanze la Federalberghi. Ci sono molte attività che operano nell'abusivismo quasi totale. Questi fatti. Sprovvisti di Green Pass, 4 dei clienti presenti all'interno della struttura che offre 24 camere. Dietro il bancone della reception il padre del titolare di 85 anni, al lavoro senza mascherina, e il risultato ai successivi riscontri positivo al coronavirus. Non è sfuggito ai controlli anti-Covid della polizia di Padova un affittacamere di Abano Terme. Il blitz è scattato nella giornata di mercoledì da parte degli agenti della squadra amministrativa della questura. Il titolare, un padovano di 51 anni, è stato denunciato per epidemia colposa e dovrà rispondere anche del mancato controllo del Green Pass ai clienti. Con l'accusa di epidemia colposa è stato denunciato anche il padre. Immediata la reazione di Federalberghi. Vorrei precisare che non si tratta di un albergo, è un affittacamere, come ha detto lei. Non è associato all'associazione Federalberghi Terme Abano Montegrotto e ci è dispiaciuto molto apprendere questa notizia, che effettivamente va a vanificare il lavoro di tanti imprenditori e di tanti lavoratori che cercano a fatica di tirarsi su da questi 2 anni di pandemia che ci ha provato particolarmente in maniera intensa. Mancanza di regole quasi totale nella struttura, dove tra i clienti presenti, 21 in totale, uno non era neppure stato registrato al portale alloggiati web della questura di Padova. 9 erano pregiudicati, 6 di questi di origine straniera, 2 addirittura clandestini. Per il mancato rispetto delle normative anticontagio, alla struttura è stata applicata anche la sanzione della chiusura delle attività per 5 giorni. Da Federalberghi arriva una denuncia. Ci sono molte attività come gli Airbnb che sono nell'abusivismo più totale, oltre a non, denunciare le persone alla pubblica sicurezza, e quindi la pubblica sicurezza non ha la possibilità di individuare persone di malaffare, hanno trasportato molta economia ufficiale, l'hanno trasportata in una zona grigia, se non addirittura in nero. E sullo sfondo c'è il contagio inevitabilmente da Covid, con la variante Omicron che non solo è prevalente ma quasi esclusiva, ha raggiunto il 100% a Padova e Verona. L'andamento è consolidato, migliorano i dati della pandemia nonostante i nuovi 19.000 positivi, 3.000 tra Padova e provincia. A prevalere in tutta la regione è la variante Omicron, come confermano i dati diffusi dall'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, che ha esaminato il genoma completo dei 179 campioni inviati da 13 laboratori della regione a Legnaro.
La variante prevale sul 95,5% di questi 171 su 179 analizzati. Il restante 4,5% appartiene alla variante Delta. Un sorpasso netto se si pensa che solo 2 settimane prima la variante Omicron, pur prevalente, era al 66%. Equa la distribuzione tra le province. A Padova e Verona la Omicron è al 100%, scende al 97% a Vicenza, Belluno è al 94%, Venezia 93%, Treviso 89%, ultima Rovigo con l'85% di Omicron. Contagio che è dilagante nelle scuole, come ben sappiamo, e sono 25.000 gli studenti della provincia di Treviso alle prese con le conseguenze del Covid. Tra quarantene, isolamento e monitoraggi sono oltre 3.200 le classi coinvolte. Scende leggermente la curva dei contagi come la pressione ospedaliera. Anche nella Marca il quadro è simile a quello regionale, seppure il numero complessivo dei positivi continui ad essere molto elevato. I casi positivi stanno scendendo, chiaro, molto più lentamente, soprattutto legato al fatto che il 31% dei positivi che abbiamo in provincia sono tutti minori, cioè tutti i ragazzi che frequentano le scuole e che quindi sono sostanzialmente asintomatici, ma però danno comunque un numero elevato di casi positivi. 3.276 le classi nelle quali il virus è entrato, per un totale di circa 25.000 studenti coinvolti tra isolamenti, quarantene e monitoraggi. E proprio il fronte delle vaccinazioni dei più piccoli è quello che sta assistendo ad una vistosa frenata, vuoi anche per l'alto numero di bambini positivi o in quarantena. Solo 549 i prenotati da oggi a domenica. Lanciamo un appello ai genitori: i ragazzi da 5 a 11 anni sono quelli che stanno vaccinando meno ed è importante che lo facciano. Noi capiamo che le scuole sono tanti a casa perché sono in quarantena o positivi, quindi fanno fatica a portare i ragazzi, però chiediamo veramente, siccome l'accesso è libero, possono venire quando vogliono, eccetera, di portarli, perché è fondamentale vaccinare per proteggersi. Del resto, quarantene ed isolamenti stanno mettendo in subbuglio il sistema prenotazioni dei vaccini e anche degli adulti. Solo ieri, dei 7.500 prenotati nella Marca, 800 non si sono presentati e cresce il numero dei cosiddetti positivi per caso, persone che scoprono di essere state contagiate andando in ospedale per altre ragioni. Ieri sono stati 57, 2 sono puerpere ricoverate a Montebelluna. Sul fronte tamponi è attiva la prenotazione sul portale dell'ULSS. Ai Covid Point si accede con appuntamento dalle 8 alle 14, ad accesso libero solo il pomeriggio dalle 14 in poi. Dal 1 febbraio alle farmacie si aggiungeranno per i tamponi gratuiti anche la casa di cura Giovanni XXIII di Monastiere ed il centro di medicina di Conegliano e Vittorio Veneto. 500 a Monastiere e circa 200 al centro di medicina di Vittorio Veneto e Conegliano, in modo tale da coprire delle aree che oggi sono ancora in difficoltà per quanto riguarda soprattutto le scuole, e quindi sgravare i Covid Point. Veniamo alla tragedia di Vittorio Veneto. Il cuore di Carlo Alberto Conte sarà esaminato nei laboratori di anatomia patologica dell'Università di Padova. La sua morte, spiega la professoressa Cristina Basso, aiuterà molti altri ragazzi e molte persone. Sentiamola. Noi non possiamo più fare nulla nel caso di Carlo Alberto, come è successo in altri casi anche recenti che sono finite purtroppo sulle prime pagine dei giornali, però quello che vorremmo è che almeno da questi casi si possa capire di più per la famiglia e per tutti i ragazzi e tutti gli sportivi che ovviamente vorrebbero fare questa attività fisica in sicurezza, ma non solo per loro, anche per la popolazione generale. Un cuore per la ricerca, per sostenere tanti bambini, ragazzi, sportivi. La morte di Carlo Alberto aiuterà a capire, grazie all'esame di quel muscolo che lo ha tradito sulla pista della sua prima gara di atletica, perché la morte improvvisa dell'atleta, pur non essendo un fenomeno frequente, è terribile e passi in avanti sono stati fatti anche grazie alla generosità di famiglie come quella di Carlo Alberto, che hanno permesso questi esami condotti nei laboratori dell'Università di Padova. Ne sono state scoperte tante anche malattie che negli anni 80 e 90 non si conoscevano. L'averle scoperte proprio dallo studio anatomopatologico
purtroppo troppo tardi, ma è servito, perché questo poi ha permesso di correlare queste malattie che si sono trovate da questi studi con i dati clinici, quindi cosa c'era all'elettrocardiogramma di questi ragazzi o di queste ragazze, cosa c'era all'ecocardiogramma, cosa c'era nei sintomi precedenti, e mettendo insieme le due cose un po' alla volta si è capito che questi segni e sintomi potevano essere il campanello d'allarme per pensare a quella malattia che un po' alla volta si è conosciuta sempre meglio. Analizzare quanto accaduto, esaminare i tessuti può aiutare a leggere nuovi campanelli d'allarme, a partire dai primi controlli che dovrebbero diventare di screening per tutta la popolazione a cui sono sottoposti i ragazzi che si avvicinano allo sport. Si fa un elettrocardiogramma di base e poi si fa un elettrocardiogramma da sforzo. Questo può dare delle alterazioni proprio della traccia elettrocardiografica o anche evocare delle aritmie, dei disturbi del ritmo, per cui durante questo test uno ha le palpitazioni, si sente che il cuore batte più forte. Allora, sulla base di queste alterazioni noi possiamo sospettare una malattia, non ci fermiamo più a quelle alterazioni dell'ECG, ma chiediamo anche un esame aggiuntivo, che è un esame che ci fa vedere come è fatto il cuore, come si muove il cuore. Il giorno della memoria, tante le celebrazioni in tutto il Veneto, la principale al ghetto di Venezia. Un appello molto forte è arrivato dal presidente delle comunità ebraiche Calimani. Sentiamo. Quando sento parlare di analogie improprie e arriviamo al limite dei Novax e dei Green Pass, che è un caso limite però non è l'unico, è chiaro che si sente spregevole il raffronto. Cioè, vuol dire che non abbiamo studiato e non sappiamo cos'è la Shoah, allora. Dario Calimani non è tra coloro che si perdono in discorsi di circostanza. Alla cerimonia per il giorno della memoria al ghetto di Venezia, il presidente della comunità ebraica veneziana è andato dritto al centro della questione. Io ho parlato giorni fa alla Fenice di vuoto di coscienza della civiltà occidentale. È il vuoto di coscienza anche delle nostre istituzioni. Quando non si vuole guardare in faccia la realtà e si lascia che il razzismo si sviluppi e si autoriproduca. Alla commemorazione delle vittime della Shoah in campo del Ghetto Novo, assieme ai membri della comunità ebraica, diversi esponenti della municipalità e del comune di Venezia ed una nutrita rappresentanza di consiglieri regionali con a capo la vicepresidente Elisa De Berti. Io per prima, di fronte alle sue parole, mi sono chiesta, io cosa faccio per dare un contributo affinché questo non possa più succedere, non solo nei confronti degli ebrei, nei confronti dei disabili, parliamo spesso di bullismo, nei confronti degli immigrati e tanti altri casi. Nel corso della giornata sono state anche posizionate altre 29 pietre d'inciampo a ricordare davanti alla porta della loro ultima casa i deportati nei campi di sterminio. Qui tutti hanno avuto diversi lutti di questo genere in famiglia, compreso il presidente della comunità ebraica. E il padre di mio padre, la madre di mia madre, una cugina di 21 anni portata via col marito e con il figlio partorito da pochi mesi. Il bambino che ovviamente era un grandissimo criminale ebreo, è stato ucciso a 2 mesi. A casa sua si parlava di questa tragedia o ci è voluto del tempo? Se ne parlava poco, si piangeva per lo più, mia madre piangeva. Il ricordo contro la tentazione dell'oblio. Queste le parole del governatore Zaia, che si trova, come sapete, a Roma per le elezioni del capo dello Stato. Sentiamo Zaia. Purtroppo quest'anno non ho potuto partecipare alla commemorazione della giornata della memoria al ghetto, per me è un evento al quale non voglio mai mancare, anche perché è giusto dare un segnale e ricordare alla cittadinanza che nonostante si sia già alla 77esima giornata della memoria, stiamo parlando del 27 gennaio, stiamo parlando di quello che è stata poi l'apertura e la presa di Auschwitz e la fine, diciamo, di una tragedia che dal 1933 al 1945 ha tolto la vita a almeno 17 milioni di persone come olocausto, tra i quali 6 milioni di ebrei. Tutto questo non va dimenticato, non va negato, la grande preoccupazione sono le informazioni che girano in rete, spesso sui social media, nei siti internet, dove si nega l'evidenza, dove addirittura c'è qualcuno che si avventura a dire che Auschwitz è tutta un'invenzione piuttosto che l'olocausto non sia mai esistito, e quindi è fondamentale che si rinnovi questo ricordo, si parli molto ai giovani e soprattutto si faccia di tutto perché questo non accada mai più.
E un ricordo vivido di quei mesi, di quei giorni arriva da Bassano. La memoria di Enrico Vanzini, 99 anni, è sopravvissuto a Dachau. Speriamo che non succeda più quello che io ho passato e sofferto in circa 8 mesi a Dachau. Questo è l'augurio al mondo di Enrico Vanzini, parole ferme che scivolano commosse sul foglio bianco ma che risuonano struggenti come il ricordo che porta sulle spalle. Enrico, 99 anni, classe 1992, è l'ultimo Sonderkommando italiano, ma soprattutto uno dei pochi sopravvissuti ai campi di concentramento nazisti ancora in vita. Pensieri erano tanti, vero, ma tante volte non bisognava pensare troppo, perché dopo nella testa c'era un cumulo di cose che non sapevi più come fare. Entrato a Dachau nel 1944, campo di sterminio tedesco dove persero la vita 41.500 persone e dove Enrico, come tutti gli altri prigionieri, perse anche il suo nome. Mi portano fuori, mi hanno dato il numero 123.343. Questo è un numero che porterà sempre nella sua memoria, insieme ad altri drammatici ricordi. C'erano magari 20, 30, 50 morti che erano già magari 5-6 giorni che erano là. Non tutti ce la facevano e quelli che non ce la facevano più vedevano che sì, andavano giù, andavano là e dicevano vieni fin là, no, che ti do un altro lavoro. Invece cosa facevano? Gli sparavano alla testa perché non erano più capaci di far nulla. 8 mesi passati nel campo del terrore, con l'unico pensiero di sopravvivere alla morte, nulla di più. E quando Enrico Vanzini è tornato a casa, ad attenderlo alla stazione di Gallarate la sua famiglia, che ormai non lo vedeva da 4 anni, e davanti ai loro occhi un uomo di 29 kg. E vedi che mia mamma non si muoveva. Ho detto, mamma, vieni, vedi, il Dio mi ha dato la gioia, ho sempre detto, Signore, dammi la gioia di vedervi e me l'ha data. Quindi no, vedi, no, mi ha fatto questa grazia. No, e allora lei mi guarda e mi dice, ma tu non sei mica mio figlio? Mamma mia, io ho sentito una cosa dentro di me, l'ho cominciato a premere, ho detto, ma mia mamma non mi conosce? Allora ho cominciato a piangere. Una testimonianza davvero preziosa questa raccolta dalla nostra Sharon Di Carlo. Adesso per noi la pubblicità, fra poco. Di nuovo in studio per parlare del fronte politico di quest'ultimo mese, i fondi per la rigenerazione urbana, ieri l'impegno del governo, poi la soddisfazione dei sindaci, in particolare quella del sindaco di Treviso Mario Conte. Con 4-5 progetti riusciremo a dare risposta ai giovani, alle persone che cercano lavoro, alle persone in difficoltà, agli studenti, quindi una grande opportunità per rilanciare i nostri territori, per andare a cancellare quelli che erano dei buchi neri storici come la caserma Salsa. Il sindaco e presidente ANCI a cospetto del ministro lo fanno attendere per alcune ore, ma lui non molla l'osso. Alle 14:30 finalmente il colloquio che ridisegnerà il futuro anche della città. Sapevo che sarebbe stata una battaglia più grande di me, rivela fuori microfono, ma le briciole che sarebbero arrivate al Veneto e a Treviso dal PNRR erano un'umiliazione. E così arrivano 20 milioni dei 300 portati a casa, che saranno destinati a caserma Salsa, mura di Treviso, ex macello e biblioteca comunale. Per la Salsa, passata di recente dal demanio all'amministrazione, si tratta di una vera e propria rigenerazione. Ci sarà un hangar dedicato allo sport, un hangar dedicato alle start-up, uno spazio probabilmente
per uno studentato, per le associazioni, un bosco urbano culturale, insomma le novità sono davvero tante. Idee chiare soprattutto per non farsi tradire dai tempi stretti, progetti già sulla carta. Cantieri entro il 2023, lavori ultimati nel 2026, anno in cui il PNRR prevede la rendicontazione. 7 milioni andranno alla caserma, 6 alla biblioteca, 6 alle mura. Dopodiché abbiamo un grande progetto di riqualificazione della biblioteca comunale che si inserisce anche nell'obiettivo Treviso città universitaria. C'è il progetto di riqualificazione delle mura cittadine, rendendole sempre più accessibili, vivibili e soprattutto a disposizione della comunità, e infine il progetto dell'ex macello che diventerà un centro di supporto per le persone in difficoltà. L'ex macello rinasce come centro di accoglienza che avrà anche il supporto di un ambulatorio medico. Il traffico merci è ritornato ai livelli pre-pandemia, almeno sul passante di Mestre, sulla rete gestita da CAV, che in queste ore ha lanciato il nuovo sito e si prepara a nuovi servizi. Quest'anno nuovo anno è partito molto bene, nel segno della piena ripresa, si sta tornando verso i dati pre-pandemia. Voglio ricordare che questo è il primo anno che tra l'altro non abbiamo aumentato neanche le tariffe autostradali. È uno dei segni più lampanti della ripresa e del ritorno, seppure tra mille incertezze, all'agognata normalità. Certo, sottolineano da CAV, società che si occupa del passante di Mestre e della viabilità di raccordo con l'aeroporto Marco Polo, c'è utenza e utenza. La percorrenza degli utenti sta crescendo e tornando ad indirizzi normali, le merci già sono in aumento, mentre invece ancora l'utente non è al periodo della pre-pandemia, perché ancora c'è una parte di smart working. Una fase che resta dunque delicata e che la società sta accompagnando con diverse innovazioni. In queste ore il nuovo sito web online, dove tutti i cittadini prima di uscire di casa si possono collegarsi alle nostre telecamere e vedere in tempo reale qual è la situazione dell'infrastruttura, ma vedere anche quali sono le condizioni meteo, le condizioni del traffico. Informazione e sicurezza dunque, ma l'obiettivo resta quello di un'autostrada intelligente, disseminata di nuove tecnologie e integrata. A breve sarà disponibile anche per gli utenti avere un wifi disponibile mentre attraversano l'infrastruttura, non solo nelle aree di servizio, nelle piazzole di sosta, e saremo tra i primi in Europa a dare questo tipo di servizio. Chiudiamo con i temi dell'agricoltura e dell'allevamento, con il punto della Coldiretti sull'epidemia da aviaria in Veneto. Da 2 settimane in Veneto non si registrano nuovi focolai di influenza aviaria, ma il conto pagato dalle aziende a causa dell'epidemia è pesantissimo. Più di 270 allevamenti avicoli coinvolti negli oltre 300 focolai scoppiati tra Veneto e Lombardia, abbattuti milioni di capi. Il virus è stato molto forte, tanto che a differenza delle altre ondate purtroppo ha colpito tutte le specie, quasi tutte le specie avicole. L'epidemia ha colpito tra le province di Verona, Padova e Vicenza, dove si concentra il 40% dell'avicoltura italiana. Ci sono aziende che sono ferme da ottobre. Al momento si sta pensando a una ripartenza, stiamo ripartendo dalle zone a bassa densità, quindi zona di Rovigo, le cosiddette zone verdi. Ancora troppo presto per una stima del danno economico ingentissimo, con le aziende che ora denunciano problemi di liquidità. Coldiretti Veneto ha aperto un tavolo di confronto per studiare possibili aiuti come finanziamenti a tassi agevolati, ma anche per andare incontro a quegli allevamenti che hanno subito danni indiretti dovuti al fermo. Questi aiuti purtroppo non saranno immediati, come avevo anticipato prima, purtroppo nel 2017 questi aiuti sono arrivati dopo 3 anni. Purtroppo dopo 3 anni alcune aziende avevano già chiuso i battenti perché non ce l'hanno fatta. A questo va ora ad aggiungersi anche il caro bollette, oltre il 50% l'aumento per l'energia elettrica, quasi triplicato il costo del metano per il riscaldamento dei capannoni. In attesa di un intervento del governo, le aziende mettono in campo soluzioni tampone. Tanti si stanno praticamente mettendo insieme per fare dei gruppi d'acquisto in modo da spuntare un po' il prezzo, però più di questo non riusciamo a fare. Dal Veneto è quindi tutto anche per questa edizione, ci sono le previsioni del tempo, buon proseguimento. Benvenuti al Meteo.
Pressione in lieve calo, ma tempo sempre stabile sul nostro territorio. Non sono attesi sconvolgimenti dal punto di vista meteorologico. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto la grafica di venerdì 28 gennaio evidenzia una situazione del tutto tranquilla. Come accade da giorni, nelle ore più fredde cielo grigio con qualche nebbia nelle aree di pianura. Localmente potrà persistere un po' per tutta la giornata, specie sulle aree sudorientali della regione. A seguire nuvolosità in diminuzione con ampio soleggiamento. Temperature stazionarie con variazioni di carattere locale, minime tra -3 e 2 gradi, massime tra 5 e 7 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, locali addensamenti anche qui inizialmente, ma col passare delle ore avremo più sole. Temperature minime tra -1 e 3 gradi, massime sui 6-9 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo bel tempo, asciutto e stabile, con cielo soleggiato e in prevalenza sereno. Temperature minime intorno allo 0 o di poco inferiori, massime sui 10 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento.